Inaugurata stamani ad Agrigento una piazza dedicata a Enrico Berlinguer, che si trova nell'incrocio vicino al campo sportivo di Agrigento, di fronte all'oratorio Don Guanella, tra la via Manzoni e Petrarca. Presenti il sindaco Maccichè e i vertici agrigentini del Partito Democratico. Oggi siamo qui, stiamo dedicando proprio questa piazza a Enrico Berlinguer, una grande figura storica, uno statista, un grande politico, un uomo che ha saputo governare assieme ad tanti altri politici e ha avuto la grande capacità di saper mediare e di saper coagulare le forze politiche quando queste erano avverse. Vi ricordo che uno dei più grandi amici era Giorgio Almirante, quindi sinistra e destra uniti. Io spero che questo sia di buon auspicio, spero che questo possa dare l'input ai politici attuali, se politici li possiamo chiamare, Sindaco, di poter lavorare insieme proprio per il bene della nostra città, per il bene della nostra società. Sì, ha ben detto, dopo tanti anni questa intitolazione ha una storia lunga 10 anni, perché noi avevamo proposto, ma quando dico noi mi riferisco ad un'associazione di cittadini che si chiama Articolo 49. Questa associazione 10 anni fa fece una raccolta di firme per intitolare delle strade, delle piazze o dei luoghi del comune a 4 figure importanti. Una era Enrico Berlinguer, un'altra Peppino Impastato, un'altra Maria Grazia Cutuli, giornalista, e un'altra mi sfugge questo nome. Questa richiesta, diciamo, popolare non andò a buon fine, perché non so per quale motivo si è arenata al comune. Dopodiché, quando io sono diventato consigliere dell'assessore, ho ripreso questa petizione e l'ho riproposta come delibera di giunta. La giunta ovviamente l'ha approvata e da allora poi c'è stato un lungo iter burocratico amministrativo che ha portato all'autorizzazione da parte della questura solo alla fine del 2022 e adesso finalmente si fa l'inaugurazione della piazza Enrico Berlinguer. Sì, sicuramente, perché ormai ad Agrigento non esistono spazi grandi, piazze da poter dedicare ad illustri personaggi come Enrico Berlinguer, quindi bisogna andare alla ricerca di quei pochi spazi che sono rimasti nel centro urbano per poter dedicare a vari personaggi, perché ormai da più di decenni e decenni non esistono più piazze, esistono cortili, strade strette e quindi è un problema di cultura urbanistica di una città che non guarda il suo futuro, la sua prospettiva, perché è giusto che esistano piazze ampie alle quali poter dedicare un nome di prestigio. La piazzetta ieri era sporchissima, oggi è pulita, è merito dell'amministrazione? È merito della sensibilizzazione che ha portato avanti l'amico Giuggiuriolo, perché noi dobbiamo avere amore e cura per le cose della nostra città. Erano presenti degli striscioni abbandonati dai festeggiamenti dell'Agragas, è stata cura dell'amministrazione in generale, che si deve fare sempre sensibile delle sollecitazioni da dovunque vengano, perché noi non siamo sul territorio, non siamo sempre presenti, e quindi le sollecitazioni positive che spronino anche un'amministrazione che deve fare di più ben vengano. Quindi i ringraziamenti da parte mia vanno all'amico Giuggiuriolo che è qui accanto a me, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa, e il comune deve essere bravo ad ascoltare e non farsi sordi ai bisogni del territorio. Sì, ha dato un grandissimo contributo alla storia del paese intero, ma soprattutto alla storia della sinistra. Un uomo che meritava questa intitolazione in una città come Agrigento, è un'iniziativa fortemente voluta dalle dirigenti e dirigenti del circolo di Agrigento Città, che tra l'altro oggi si riorganizza. Faremo nella stessa mattinata, subito dopo questa cerimonia di intitolazione a Enrico Berlinguer, il congresso cittadino del circolo di Agrigento. Quindi due momenti che si intersecano e che segnano un passaggio importante per la storia della sinistra del paese e la storia della sinistra agrigentina, e anche per il percorso, il processo di riorganizzazione del partito ad Agrigento Città, in tutta la provincia e in Sicilia. Simone, un momento importante, Agrigento, insomma una bella testimonianza dedicata a un grande del PC,
Una testimonianza dovuta e sentita, che cade in un momento delicatissimo della vita politica del nostro Paese, dove le istituzioni sono esposte ad un contesto di decadimento etico e morale che manifesta tutta la precarietà e la fragilità del quadro di governo del Paese. Ricordare una piazza, dedicarla ad Enrico Berlinguer, che è stato un grande dirigente politico, un grande statista, ma è stata anche un'ispirazione per generazioni di dirigenti e militanti, è un momento che volevamo, e io sento di dover ringraziare Giugiu Riolo, che da assessore ha fortemente voluto questo momento che oggi si concretizza e che deve rappresentare un monito per tutti noi. È anche un messaggio di speranza. C'è un altro modo di far politica, più pulito, più trasparente, ma anche più autorevole, e noi da lì dobbiamo ripartire.